stati, come vi abbiamo consegnato, i dati sono abbastanza soddisfacenti, anzi speriamo che questo progetto venga ulteriormente implementato con la partecipazione di altri cittadini che danno l'adesione. Qui abbiamo iniziato, come aveva detto il vice sindaco, con un controllo vicinato sperimentale anche per tutta Italia, presumo, dato che non ho riferimenti di questo genere qua, e controllo vicinato per i commercianti, quindi finalizzato ai commercianti. Le 3 zone che abbiamo individuato sono coperte da commercianti in un primo periodo, adesso sono estesi anche i residenti che sono stati inseriti nei gruppi. Prossimamente abbiamo altri gruppi residenziali, quindi nelle zone fuori centro storico, che abbiamo già individuato i referenti o coordinatori al che i gruppi stanno formandosi, e a breve faremo anche degli incontri appositi in Santa Maria del Rovere, San Zeno e altri. So per certo che i referenti che il nostro comando seguono il progetto hanno già ulteriori cittadini che vorrebbero dare l'adesione, quindi stiamo cercando di contattarli o comunque di affinare un attimo qual è la procedura. Segnalazioni, comandante, soprattutto sullo spaccio, ma anche sul decoro urbano. Allora, qui parliamo sia di reati, prevenzione di reati, perché questo è il progetto del controllo vicinato, poi arriva la repressione, ma è la segnalazione ai cittadini che ci dà modo di prevenire, quindi una situazione sia di reati che si stanno perpetrando, la maggior parte sono relativi al spaccio e consumo di sostanze, spaccio di sostanze e comunque tutto alla problematica legata al consumo di sostanze. Poi c'è anche il decoro, che come abbiamo visto, vedete dai dati, andiamo a incidere anche sul consumo di alcol, magari nei giardini di Sant'Andrea è più frequente, più segnalato, e altre segnalazioni di tipo di gruppi di persone che anche magari non si comportano molto civilmente, diciamo.